Pronto? Pronto? Shampoo per tutti? Sì, mi dica. Parlo con il titolare, il signor Carmelo. Sì, sono io. E qui è. Buonasera, chiamo da San Fratello. Sì. Volevo dirle una cosa, siccome mia moglie è passando del gioco nei primi del mese, compro uno shampoo per bambini. Non male. C'è più shampoo. Minchia, ci cascano tutti i capelli. Come? Dico, un shampoo che ha comprato da lei, ci sono cascati tutti i capelli. Sicuramente lei ha cattato un shampoo per la macchina, amico. Ah, ma che non me la ricordo sto momento. Lei è cretino. No, dico, un shampoo non è per macchina, ma dico lei che shampoo ha cattato. Uno cattò. Aspetta se c'è un pezzicato, mi sembra L'Oreal, ma pare. L'Oreal. Ma che leader. Guarda di queste marche. Almeno ne vendiamo 50-60 al giorno. E non è Aspetta venuto... adesso un attimo, ecco, siccome c'è la carta qua. C'è scritto Banten, provitaminico. Innanzitutto si deve mettere d'accordo con lei stesso, perché prima era Oreal, ora è Banten. A Banten è sempre questa una marca leader. E siccome ci potevo piacere un non medico, dice guardassi, è a coppa do shampoo. Il shampoo era scaduto. Scaduto il shampoo? E che so formaggi? Ma così ha detto un medico. Lei, principale, porti qui la bottiglia, va. Mi porta la bottiglia e la leggiamo insieme. Vediamo che cos'è questa. Quello mi ha fatto un certificato medico, tanto che io mi spaventai. Oh dottore, lo so. E disse, ma che ci viene? Minchia, che cazzo è a me figlio? Una malattia da testa. Ma che ci viene? Che ci viene? È che ci viene sicuramente qualche malattia da testa ce l'ave lei e forse un cretino da medico. Ci scrisse per colpa di shampoo tensiativi, non tensiativi. Ma penso che saranno sostanze che avevo shampoo. Non sono sostanze stupefacenti che lei si piglia con molta facilità, amico mio. Comunque cerchiamo di abbassare sta faccenda perché non mi convince molto questa situazione. Mi porti la bottiglia e controlliamo bene la marca. Banten provitamina, ma capivo. Non può essere. Le spiego io, sono Cicino Lobalbo. Minchia, l'ho detto 4 volte. Sono Cicino Lobalbo e il medico è mio cugino. Minchia. Lobalbo di San Fratello. Minchia, con belle cornute siete. Intanto io mi disse, prende questo certificato e vai in una sanitaria. E per fottere a me? Io per dire la verità so che lei è una brava persona. Appunto. È un padre di famiglia. Minchia. E non vuoi ir a sanitaria. Perché se io vai a sanitaria... E lei ma succa se va a sanitaria. Sappi che succede in un bordello. Ma che bordello stai Sappi facendo? come sono i controlli. Ma quale Ti controllo? dici controllano poi tutto. Shampoo, e non mi pare giusto. Io vengo personalmente con mio figlio e ci faccio vedere i chiazzi che ha da testa. Principale, parliamo di cose serie perché ormai la cosa qua sta allungando troppo e mi dà anche un po' di fastidio. Lei porta so piccerino qua, capiglio uno smarruggio che hai da bana, ce ne rugno un malo corpo, che la testa c'ha rapo, noi ci facciamo esce dalla cazza. E un altro malo corpo ci rugna a lei, cosa si fa fare? Ha ricevuto da me? No, niente ci fece fare un medico. E meno male. Mi disse io. Dici, senta, amico, principale. Nella nostra famiglia è da più di 30 anni che utilizziamo questo Banten e non è mai successo nulla. E a lei non ci cascò manco un pillo. Principale, i capelli mi sta facendo cascare lei ora con sta camorria. Ha capito? Ma allora che può succedere? Può essere un sapone. Ecco, vedi? Un sapone fu, uno catò. Non è lei, do suo negozio. Uire, si cornuto 2 volte, ecco che è successo. Una cosa succedeva. E non durisse. Ma allora perché un medico mi disse che fu uso shampoo? Un medico ti disse che fu me shampoo cornuto così, perché sicuramente in questo momento si sta trovando a letto con tua moglie e si sta facendo fare io un bello shampoo alla forfora, capito? E siccome sei cornuto, domani tu essere qua. Va bene, domani vengo. Cornuto. Gentilissimo, buonasera.